Un amaro nel nome di Pasquale Di Lorenzo per continuare a ricordare il collega ucciso. Da oggi anche la Polizia Penitenziaria ha il suo amaro di ottima qualità, prodotto grazie all'ente di assistenza del personale dell'amministrazione penitenziaria. Grande l'entusiasmo presso lo spaccio della casa circondariale Petrusa di Agrigento in occasione della presentazione dell'iniziativa. Altri corpi dello Stato hanno avuto finora il privilegio di un amaro della casa, adesso ci siete pure voi di Agrigento. Diciamo che ci siamo allineati anche a questa tendenza complessiva, per non essere da meno. È un'iniziativa importante che dà visibilità, che dà lustro, che dimostra che anche all'interno di un'istituzione penitenziaria può realizzarsi qualcosa di passionale e che contribuisce a rendere più qualificato anche l'operato di chi si spende quotidianamente per il funzionamento di questa difficile realtà. Lei è tornato ad Agrigento trovandola questa bella realtà? Io sono rientrato dopo 4 anni all'estremo nord, ossia in Trentino Alto Adige, conosco Agrigento, conosco i suoi problemi, le sue criticità e le sue anche virtù. Questa è la seconda iniziativa che abbiamo intrapreso, l'amministrazione ha intrapreso in questo istituto per ricordare la memoria dell'eroe Di Lorenzo, morto per mano mafiosa 25 anni fa in questa provincia di Agrigento. Di certo oggi la memoria di Di Lorenzo viene stata ricordata inizialmente con l'intitolazione dell'istituto per volontà del capo del Dipartimento che con impegno e determinatezza ha voluto rispolverare la memoria e renderla ancora più forte il ricordo di Di Lorenzo. Oggi stiamo anche inaugurando con l'amaro della Polizia Penitenziaria, stiamo proseguendo in questa attività di ricordo e di memoria. Stiamo assistendo nell'ultimo periodo a una fase di grande apertura del carcere verso l'esterno, è assolutamente un momento di innovazione, grazie anche al responsabile dell'EAP, c'è stata una riapertura del locale spaccio per la promozione anche del benessere del personale, la intitolazione dell'istituto penitenziario ovviamente è avvenuta pochi mesi addietro, una riapertura anche della caserma con adeguamento dei locali in modo da rendere più gradevole il soggiorno di quanti non possono rientrare nelle loro case al termine del servizio. Quindi stiamo assistendo veramente ad un momento di grossa ricostruzione di quella che è l'istituto penitenziario di Agrigento. Un progetto che vi farà conoscere in tutta Italia. Perché il nome Il mio eroe? Ma il mio eroe è perché tutto parte dalla memoria di Pasquale Di Lorenzo. Io ho lavorato con Pasquale, è stato mio comandante, io sono in questa amministrazione da ben 35 anni, ho iniziato la mia avventura in questa amministrazione a 18 anni, da militare, anziché il militare sono entrato nel corpo degli ACC in quel periodo. Poi grazie a Dio ho vinto il concorso interno, adesso sono un amministrativo, però non posso dimenticare la mia storia, non ho mai dimenticato la mia storia, sto riuscendo oggi con le mansioni che mi sono state attribuite dal Ministero a dare al personale quella dignità che merita. Avevo un impegno con me stesso, la sala convegni era già stata intitolata a Pasquale Di Lorenzo, avevo un impegno, un sogno da realizzare che era quello di creare qualcosa che potesse dare visibilità anche nazionale. Oggi abbiamo già i primi ordini a livello nazionale. L'etichetta nella collaborazione nasce proprio con la collaborazione con l'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, grazie all'intervento del professor Boscia che ha creato da una foto di Pasquale Di Lorenzo l'etichetta che oggi vedete firmata.